Ludovico De Checchi, 22 anni, è un tennista di blind tennis, anzi è l'unico in Veneto della sua categoria e il primo in Italia. Di che cosa si tratta? Che sport è Ludovico? Il blind tennis è uno sport simile al tennis, che nella mia categoria B4 si utilizza un solo rimbalzo con questa palla speciale dal diametro di 9 cm. Che caratteristiche ha questa pallina rispetto a quelle classiche? Ha un sonaglio per far riconoscere ai giocatori dove andare per colpire la palla. Ossi degli occhiali speciali, che caratteristiche hanno? Hanno delle lenti speciali, sono gradate per farmi vedere la palla anche al sole. Sembrano quelli da piscina. Sì. E la tua ambizione rispetto a questo sport che sta per entrare forse nei ranghi del CONI, qual è? Riuscire ad arrivare il più in alto possibile. C'è anche una competizione negli Stati Uniti a cui ambisci? Sì, spero di fare bene, mi allenerò il più possibile per cercare di avere un buon risultato. Di che cosa si tratta? È un torneo Che si disputerà quando e dove? a novembre in Florida. E ai ragazzi che magari come te hanno una difficoltà visiva o eventualmente motoria, che cosa suggerisci rispetto allo sport, a quello che ti sta dando questa esperienza? Li invito ad uscire di casa e a provare a fare lo sport che fa bene. Con la tua famiglia, mi dicevi, viaggi moltissimo. Il tuo percorso scolastico come si è concluso e che cosa hai fatto successivamente? Mi sono diplomato con 68 su 100 all'Istituto Leonardo da Vinci in via Beato Pellegrino. Quando ho finito la scuola mi sono preso un anno sabbatico e poi ho deciso con la mia famiglia di viaggiare per l'Europa. Prossima destinazione? Turchia.